Gianluigi Cogo. Parliamo di Democracy. Siamo qui al Thalia Computer Center a San Salvador, Venezia. Convegno Demotopia. Allora, innanzitutto qual è la sua idea di utopia della democrazia? Questa parola che ricorda un po' queste due parole. Qual è la sua idea e come si può realizzare? E in questo senso l'impegno attraverso l'e-democracy e attraverso le attività di cui lei si occupa. Beh, un pochino hai già risposto perché hai usato una parola chiave, che è impegno. La democrazia è impegno, in qualsiasi forma la si voglia vedere, in qualsiasi campo la si voglia applicare. La democrazia è impegno e in rete ancora di più, diciamo, è un impegno non da poco, nel senso che si sta sviluppando un'idea di paradigma nuovo. Nel senso la democrazia digitale o democrazia elettronica o e-democracy, se vogliamo chiamarla così, presuppone una presa di coscienza. Non ci sono solamente dei diritti che noi giustamente rivendichiamo come cittadini, cioè abbiamo diritto ad ottenere ascolto, abbiamo diritto ad ottenere servizi, abbiamo tutta una serie di diritti e possiamo stare qui ad elencarli. Quello che ancora non si è capito, sostanzialmente, ritorno alla parola impegno, è che democrazia vuol dire partecipazione. Partecipazione quindi vuol dire sostanzialmente mettersi in gioco, anche da un punto di vista temporale, quindi avere parecchio tempo da dedicare alla democrazia. In rete questo vuol dire presidiare la rete, abitarla e cominciare a confrontarsi non soltanto fra pari, ma anche con le istituzioni che in questo momento sono viste ad un livello un po' superiore dei cittadini, no? C'è questa distanza, questo gap da riempire. Come si può fare? È la scommessa che tutti ovviamente mettiamo sul piatto anche su questi convegni come quello di oggi. Beh, noi, allora dico noi, parlando ovviamente del gruppo Innovatori PA, siamo un gruppo che da un paio di anni lavora non solo in rete ma anche durante parecchie manifestazioni, per prima il forum della pubblica amministrazione che si svolge ogni anno, ma in tantissime altre sessioni. Noi come gruppo di Innovatori PA, che fra l'altro anche noi abbiamo una rete che si chiama www.innovatoripa.it, lavoriamo da diversi anni proprio con un concetto di rete e di cluster, cioè abbiamo molti gruppi di lavoro sui vari temi della democrazia elettronica e dell'e-government. Ecco, negli ultimi mesi abbiamo un'ambizione che si sta diciamo concretizzando nella stesura di un manifesto. E si chiama Manifesto dell'amministrare 2.0. Sostanzialmente un manifesto di principi. Diciamo che per chi conosce un po' le dinamiche della rete si richiama come idea, come modello al Cluetrain Manifesto, che è stato il manifesto che ha un po' sconvolto le relazioni di business in rete, no? Sostanzialmente quello promulgato diversi anni fa negli Stati Uniti da alcuni studiosi, il quale dice che sostanzialmente le conversazioni della rete sono un valore e attraverso le conversazioni della rete fra diversi soggetti si possono ottenere una serie di risultati che possono essere di viralità, di marketing, di consenso, di proposta e chi più ne ha più ne metta. Bisognerebbe leggerlo, che secondo me fa bene un po' a tutti. Ecco, noi ispirandoci comunque a questo modello, cioè di sancire dei principi, dire sono cambiate un pochino le dinamiche. Oggi il cittadino è più attento ed ha degli strumenti. Gli strumenti quali sono? L'infrastruttura, la rete sostanzialmente, quindi ha possibilità di avere accesso, anche se il tema della banda larga in questi giorni è molto caldo in Italia. Comunque diciamo che sostanzialmente accesso alla rete è la prima garanzia a cui tutti aspiriamo. Uno dei Digital divide. Esatto, uno dei temi principali anche del manifesto è il diritto alla rete, no? Che deve essere un diritto libero, gratuito e per tutti. E tutta una serie di altri principi che pongono il problema della partecipazione, cioè non basta soltanto dare ascolto ai cittadini, ma bisogna accogliere le proposte, cioè le amministrazioni, oltre che a sentire, devono poi confrontarsi e devono riuscire ad entrare in un paradigma nuovo che è quello della costruzione dei servizi condivisa. Oggi noi assistiamo ancora diciamo, a una grossa criticità, che le pubbliche amministrazioni vestono, creano e propongono i servizi in una modalità che non ascolta il cittadino, cioè praticamente c'è questa presunzione di dire io so di cosa hai bisogno e questo non può più funzionare assolutamente. Oggi ci sono, non è solo per dire le solite parole, no? C'è la costruzione collettiva, quella che viene chiamata crowdsourcing, che si basa sostanzialmente su un paradigma nuovo ma assolutamente da un mio punto di vista importante, cioè se io sono il servito, come cittadino ho bisogno di servizi, chiedimi prima come io posso
accedere a questi servizi e come voglio accedere a questi servizi in base anche ai miei consolidati stili di vita. Io qui porto sempre degli esempi che sono anche abbastanza stressanti, no? Ma vivendo anche dentro la pubblica amministrazione, io guardo quello che fanno i giovani, adesso non tiro fuori la solita parola, i nativi digitali, perché li chiamiamo noi così loro non sanno neanche di essere nativi digitali, ma sostanzialmente questi se devono organizzarsi per fare un viaggio, per muoversi anche da un punto di vista, diciamo, di business finanziario, se devono aprire un conto, se devono fare delle transazioni, utilizzano dei sistemi che sono universalmente riconosciuti come sistemi semplici e quindi determinano stili di vita. Non andranno mai a riempire dei moduli di carta per fare un viaggio, utilizzano sistemi web, esatto, TripAdvisor, Booking.com, il conto online, gli SMS, dialogano magari anche applicazioni su Facebook, eccetera. Il concetto è: perché dobbiamo sempre costruire noi dei servizi che noi chiamiamo end-to-end, dove costruiamo da zero tutto il processo, e spesso questo processo è un processo veramente diabolico, fatto proprio con la nostra mentalità bacata, che il cittadino non capirà mai. Perché non gli chiediamo: ma tu come vorresti accedere a questi servizi? No? E quindi qui salta fuori un tema molto interessante. Le pubbliche amministrazioni hanno dei dati, su quei dati possono costruire i servizi. Allora il primo elemento è: i dati non sono delle pubbliche amministrazioni, i dati sono dei cittadini, perché i cittadini hanno già pagato le tasse, i cittadini, avendo pagato le tasse, devono esigere dei servizi su quei dati che non sono dell'amministrazione, l'amministrazione li gestisce per conto dei cittadini. Quindi se io devo accedere a quei dati per avere dei servizi, facciamo in modo di costruire assieme i servizi. Quindi qui entra il tema dell'e-government 2.0, cioè la burocrazia online deve essere compartecipata, cioè i servizi che sviluppano le pubbliche amministrazioni devono ascoltare i cittadini e si costruiscono assieme.